Antonio Menegon, presidente di Arco Susegana. Dopo la pulizia del capitello della Beata Giuliana a Collalto, oggi qui a Sant'Anna la pulizia dei ponti romani. Arco Susegana ha adottato i ponti romani in località Sant'Anna fin dal 2003, quando è stata fondata. Oggi ci troviamo qui in località Mercatelli Sant'Anna, poco distante dalla foce del Soligo sul Piave, per pulire, per mantenere la visibilità di uno dei 4-5 ponti romani che si trovano in questa zona. Il nostro lavoro di pulizia è propedeutico per una gita, una escursione che l'associazione Naturalmente Guide terrà la prossima domenica, chiaramente Covid permettendo. Sarà una gita riservata soltanto ai residenti, perché come sapete la zona arancione non permette gli spostamenti. Allora, noi nel 2003 abbiamo iniziato le nostre adozioni, che non sono solo il ponte romano, ma sono il ponte, quello detto romano, di Parè a Conegliano, però questi qua sono i ponti della via imperiale, probabilmente la variante, diciamo, di sinistra Piave della via Claudio Augusto Altinate, una variante di raccordo che serviva per raggiungere più brevemente la valle del Piave. Ecco, quindi insomma sono importanti. A Sant'Anna c'è, alla chiesetta di Sant'Anna, alla, diciamo, non confluenza col Soligo, una volta la confluenza col Piave era molto più a nord, e lì c'è un primo ponte romano. I ponti romani totali accertati sarebbero 7. Questo è il quarto, che è il più bello perché un arco al sesto pieno e ha pure sotto alla piatabanda di blocco del salto, e molto probabilmente questo terreno dove siamo noi è alto uno spessore di un paio di metri di ghiaia, quindi questo ponte aveva, come dire, una cascatina che veniva giù da questa parte. È il più bello secondo noi. Poi c'è tratto di muraglione che secondo alcune nostre indicazioni dovrebbe proseguire sotto il torrente, perché è stato spostato l'Erruio è stato spostato quando hanno fatto i lavori della strada provinciale, che l'hanno fatta a fine 800. Noi quando l'abbiamo visto la prima volta era sommerso dalla vegetazione, quindi bisogna comunque essere presenti sul territorio e andare a monitorare la situazione di questi monumenti, che purtroppo non ci sono fondi al momento. Forse adesso, chi lo sa, potrebbero arrivare dei fondi, ma ci vogliono dei progetti già pronti, e qui diciamo che c'è il progetto della ciclabile che dovrebbe venire giù là, però è ancora ferma per vari motivi. Poi ci sono alcuni ritrovamenti archeologici che hanno anche, come dire, non bloccato i lavori, ma insomma c'è il tempo che ci vuole per. Poi qua è interessante perché siamo nella zona di Lanca, la Lanca del Piave, dove vedete che l'acqua, quando c'è la piena, entra da lì e arriva qui. Una volta qui non arrivava l'acqua, perché l'acqua si fermava molto più in là. Quindi tutto questo materiale che c'è qui è tutto un riporto ghiaioso di molti secoli di tempo, insomma.